Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Regioniamoci Sopra, Radio Libertà, con voi Giuliano Zulin, sempre qui in prima linea per difendere e portare avanti le nostre battaglie storiche come quella dell'autonomia. Autonomia differenziata che, come direbbe Galileo Galilei, eppur si muove perché, diciamola tutta, mentre i gufi dicono che non si può più fare niente, dopo la vittoria del no al referendum non bisogna fare alcuna riforma, basta, stop a tutto, andiamo a votare, addirittura c'è gente che dice questo, non solo nel centro-sinistra ma addirittura anche dentro la maggioranza. Ecco, diciamo questo, che invece il ministro Calderoli porta avanti quello per cui, diciamo, ha preso i voti, uno dei punti del programma elettorale, ovvero l'attuazione dell'autonomia differenziata, che noi lo ricordiamo sempre qui a Ragioniamoci Sopra, non è un vezzo della Lega o di qualcun altro, ma è semplicemente un'applicazione di quello che è scritto nella Costituzione dal 2001. Costituzione che fu modificata con i voti in Parlamento in maggioranza del centro-sinistra e confermata da un referendum costituzionale, quello per esempio tipo quello che ha visto vincere il no poche settimane fa sulla giustizia. Ecco, all'epoca stravinsero il sì per dire che volevano una Italia diversa, una sorta di regionalismo spinto, chiamiamolo come si vuole, autonomia differenziata, ognuno ovviamente usa i termini che ama di più. In questo caso appunto si parla di una autonomia differenziata che il centro-sinistra poi ha sempre osteggiato, e uno dice: ma come mai prima la volevi e poi adesso no? E allora la domanda successiva è: ma la Costituzione cos'è? Una carta pieghevole che usi quando ti pare, poi dopo quando invece non ti piace, ti fa schifo, non la vuoi più nominare? Cioè, domande che si fa la gente normale e che domande che come dire, vengono spontanee quando vedi un certo comportamento del centro-sinistra, come per esempio, no, quello che è successo alla conferenza unificata Stato-Regioni. Spieghiamo un secondo. Allora, 4 regioni, Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia, dopo gli interventi della consulta ripetuti che hanno definito un po' i paletti, il percorso che deve fare il ministro Calderoli in particolare e il governo in generale per portare avanti l'autonomia differenziata, diciamo che si è avviati con questo percorso con firme di preintese su alcuni punti, tipo la previdenza complementare, la protezione civile e alcuni punti importanti sulla sanità. Questi sono stati votati, siglati diciamo da un accordo tra il ministro e i governatori delle 4 regioni. Poi le 4 regioni hanno votato per dire ok, benissimo, avanti con questo mandato. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok a proseguire l'iter, e l'iter prevede che ora, cioè prevedeva appunto, il primo passaggio è conferenza Stato-Regioni, ovvero il, diciamo, chiamiamolo così, il parlamentino rappresentato da gli esponenti delle regioni e delle province autonome in Italia. A maggioranza è passata la linea di dire ok, le preintese. Hanno votato contro i rappresentanti, cioè i presidenti di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Sardegna, Puglia e Campania. Ovviamente sono tutti presidenti di centrosinistra. Piccola particolare: Emilia-Romagna, diciamo che fu una delle regioni che si batté proprio alacremente quando Stefano Bonaccini era presidente e Elly Schlein vicepresidente, per avere l'autonomia differenziata. Diceva anche Bonaccini all'epoca, in un famoso discorso di cui abbiamo dato conto qui a Ragioniamoci Sopra mesi fa, diceva anche noi perché la vogliamo l'autonomia? Perché sappiamo che potremmo gestire meglio alcune funzioni rispetto allo Stato centrale, no? E questo è un punto, no? Poi dopo cosa succede? Ovviamente cade tutti i governi dove era dentro il PD, e allora l'Emilia Romagna, tra l'altro poi cambia anche il governatore, si lamenta e va contro il progetto di legge di autonomia differenziata. E vabbè, cosa succede?
quindi adesso arriva il no all'autonomia differenziata, portata avanti anche da Toscana che ricordo con il governatore lo stesso, cioè Eugenio Gianni, chiedeva autonomia differenziata in 4-5 punti, sempre questo fino al 2022, ovvero finché il PD era in una certa maggioranza di governo. L'Umbria ovviamente si è alleata ultimamente con la Toscana per portare avanti progetti comuni in una sorta di appunto idee di macroregione. Anche qua, perché invece non va bene il progetto di autonomia differenziata? Sardegna, non stiamo neanche a dire, la Sardegna è un posto dove c'è l'autonomia per statuto speciale della regione Sardegna, statuto che tra l'altro, come dire, aveva spinto una governatrice esponente del Movimento 5 Stelle a bloccare qualsiasi riforma o qualsiasi soprattutto investimento sulle energie rinnovabili, cioè qui l'autonomia viene usata come Puglia e Campania. Allora la Puglia e Campania c'è un po' un quadro particolare. Allora la Puglia con il governatore Michele Emiliano, che tra l'altro rimarrà come consulente, ha un mega stipendio di 130.000 euro l'anno più o meno, più pagamento dei contributi ad opera della regione, sempre a carico dei cittadini pugliesi, e diciamo che in sostanza questa regione era favorevole all'autonomia differenziata per un certo momento. Poi ovviamente anche lì si è cambiata idea. Addirittura invece la Campania, quando De Luca, presidente, aveva portato avanti nel 2019 l'istanza proprio di avere una maggiore autonomia differenziata. Adesso tutti questi dicono no, alcune regioni sono quelle che avevano presentato il ricorso contro la consulta per fermare la legge Calderoli, la legge Calderoli che ovviamente è modificata in base ai dettami e i vincoli sanciti dalla consulta, sta andando avanti. E adesso cosa succede? Stiamo andando avanti fortunatamente su 3-4 punti, come ripetevamo, protezione civile, previdenza complementare, soprattutto i 3-4 punti fondamentali sulla sanità. E la roba bella è che stiamo procedendo secondo i tempi. Quindi i tempi quali sono? Conferenza Stato-Regioni ha approvato, quindi bene, si va avanti. Ora le regole stabiliscono che entro 90 giorni il Parlamento dovrà esprimersi su queste preintese siglate da regioni come Piemonte, Liguria, Veneto e Lombardia. 90 giorni, se facciamo i conti, arriviamo più o meno entro fine luglio, quindi entro fine luglio bisogna che il Parlamento approvi. Insomma, noi confidiamo che sia così. Con l'approvazione da parte del Parlamento, quindi dei due rami, Camera e Senato, poi si va verso, si deve aspettare 45 giorni affinché poi ci sia un nuovo voto, un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri. 45 giorni vuol dire che in poche parole siamo a fine ottobre. Dopodiché questi, sempre che non cambi nessun testo ovviamente, si torna ai consigli regionali, cioè i quali consigli regionali delle 4 regioni che hanno chiesto l'autonomia differenziata dovranno approvare definitivamente il testo per avviare appunto l'applicazione di queste 4 preintese. Quindi se adesso la matematica non è un'opinione, entro il 2026 dovremmo arrivare all'ok definitivo. Cioè non è che sia proprio una roba secondaria, l'abbiamo aspettato per anni, decenni l'autonomia differenziata e forse siamo qui. Ora, in teoria, se tutto va bene, se la maggioranza, seguendo il percorso che abbiamo visto finora, portato avanti dalla maggioranza, ovviamente con i no dell'opposizione, per carità, però insomma si dovrebbe arrivare all'autonomia differenziata e soprattutto una svolta per quanto riguarda la sanità. E questo entro il 2026. Allora noi diciamo che facciamo un piccolo appello. La riforma della giustizia è stata, bocciata dagli italiani, punto. Il premierato non si sa neanche che fine abbia fatto.
La riforma, invece, l'autonomia differenziata, più che una riforma, noi lo diciamo sempre, è un'applicazione della Costituzione, non è che adesso ci si inventa robe nuove, è addirittura d'arrivo. Allora, magari se vogliamo come dire, dare un segnale anche agli elettori del centrodestra che hanno votato il programma del centrodestra nel 2022 e che magari vorrebbero rivotarlo anche nel 2027, beh, ecco, uno dei punti fondamentali top è appunto l'autonomia differenziata. Autonomia differenziata che, come dire, stiamo arrivando, ci siamo quasi, manca poco, abbiamo atteso diciamo 25 anni, ecco, mancano 6-7 mesi. 6-7 mesi e potremo farcela. Ora, sarebbe un peccato che alcune forze politiche, ma lo diciamo anche serenamente quali sono, più o meno che albergano nell'area centrista, possiamo dire così, del governo o comunque del Parlamento, magari possano fare qualche strano movimento. Ora, uno degli accaniti, diciamo non nemici, ma avversari dell'autonomia differenziata era fino a poco tempo fa Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, rieletto tra l'altro da poco tempo, e presidente della Regione Calabria quota Forza Italia, uno di quelli che diciamo rappresenta la cosiddetta area riformista, novità dentro Forza Italia, no? contro o comunque in alternativa alla linea storica, diciamo, di Antonio Tajani, che ha preso il posto di Silvio Berlusconi dopo che Silvio Berlusconi è venuto a mancare. E Roberto Occhiuto nella conferenza Stato-Regioni di qualche giorno fa, prima di Pasqua, ha alzato la mano e ha detto sì. Sì, per quale motivo? Sì, perché la Calabria non deve dare la possibilità a Veneto e Lombardia, Piemonte e Liguria di avere un percorso diverso dal punto di vista della sanità? E quindi Roberto Occhiuto ha dato un segnale molto importante, ovvero che Forza Italia, anche la componente del sud di Forza Italia, c'è. E questo secondo me bisogna ricordarselo e tenerselo a mente per i prossimi mesi, per capire chi volterà le spalle, chi invece manterrà la parola e cercherà di portare a casa un qualcosa che serve veramente all'Italia, ma non perché è un vezzo, ripeto, non perché, ma prima perché è scritto nella Costituzione, ma soprattutto perché se si introduce l'autonomia vera, si introduce la responsabilità, una spending review naturale e quindi maggiori risorse per i cittadini. Ma prossimamente, o meglio, fra qualche secondo dopo la pausa, spieghiamo bene cosa potrebbe cambiare a livello di sanità e perché è fondamentale appunto che la riforma dell'autonomia differenziata non si fermi. A fra poco, ciao ciao. Prigioniera io, romantica città, ora vecchia realtà, non ti accorgi di me e non sai che pena mi fai. Piove il cielo sulla città, tu con il cuore nel fango, l'oro e l'argento ne sale da te, paese che non ha più campanelli, poi dolce vita che te ne vai, solo potere in
paese che non ha più campanelle. Poi dolce vita che te ne vai sulle terrazze del Corso. Vedova allegra mentre ste caffè, profumo tuo di vacanze E rieccoci amici qui a Ragioniamoci Sopra, e avevamo detto cosa cambia per i cittadini con le 4 parentesi che sono state votate dalla conferenza Stato-Regioni, e che ricordo dopo entro 90 giorni dovranno essere approvate dal Parlamento e poi dal Consiglio dei Ministri entro 45 insomma giorni, e poi dopo ancora dalle regioni. Insomma, diciamo che è un po' macchinosa un po' la storia, ma dovremmo farcela entro fine anno se nessuno fa scherzi, quindi attenzione, no scherzi. Ma di cosa appunto avevamo detto? Appunto protezione civile, previdenza complementare, mestieri, nel senso sì, ordini professionali, lavori, perché effettivamente magari, che ne so, ovviamente la regione Puglia avrà degli interessi a livello lavorativo diversi da quelli magari della regione Lombardia o Liguria o Piemonte, che ne sappiamo noi. Quindi comunque ci sono questi 4 punti di intervento, funzioni, materie, dove le regioni potranno legiferare, intervenire, operare, amministrare in maniera diversa, fra i quali appunto la sanità. Fra i punti, diciamo, fra i punti praticamente che sono previsti da queste preintese, tanti riguardano la sanità, che hanno fatto già gridare allo scandalo ovviamente tutti gli esponenti del centro-sinistra. Noi ridiamo perché ridiamo, non perché non abbiamo ovviamente rispetto delle regioni guidate dal centro-sinistra o dei cittadini delle regioni del sud. Ridiamo perché ti dicono, no, che adesso se passano queste preintese si crea una sanità di serie B, cittadini di serie A, di serie B. E noi purtroppo ripetiamo sempre un solito discorso, ma che è sempre buono. I cittadini di serie A e di serie B esistono già, e non li ha fatti l'autonomia differenziata, ma li ha fatti proprio il centralismo che ha distrutto qualsiasi forma di responsabilizzazione da parte degli amministratori. Se l'è preso con i cittadini in 2 modi: uno, aumentando le tasse nelle regioni dove la sanità magari è deficitaria e dove ci sono dei buchi di bilancio enormi. Faccio un esempio: è successo in Campania fino a qualche giorno fa. La Campania, ricordo, non ha l'assessore alla sanità, cioè, ricordiamolo, da penso 10-15 anni, perché commissariata. Allora, cioè, la regione Campania, lo dico sempre io, riceve gli stessi finanziamenti, il famoso Fondo Sanitario Nazionale, quelli per cui il centro-sinistra dice spendiamo meno rispetto alla Germania, bla bla bla. Poi dopo bisognerebbe anche ricordare, no, che noi abbiamo anche un debito diverso, debito che non ha fatto questo governo ma altri governi, e mi riferisco non certo ai governi Berlusconi, ma anzi apro una parentesi, perché quando Berlusconi andò via sotto i colpi dello spread nel 2011, all'epoca il debito pubblico era 1.950 miliardi, non poco, ci mancherebbe altro. 2011. Poi adesso siamo nel 2000, allora se andiamo al 2022, quando ci fu l'ultimo governo guidato da Mario Draghi, non di centrodestra, il debito pubblico era sui 2.900 miliardi. Allora, praticamente 1.000 miliardi fatti in 11 anni da governi principalmente come dire, partecipati dal PD, nel senso che a parte un anno dove c'erano M5S e Lega al governo, dove si sono fatti tipo 70-80 miliardi di debito, che più o meno è la media,
il botto di aumento del debito è stato con i governi dove c'era il PD. Quindi se da 1950, quando Berlusconi era considerato il cattivo, siamo arrivati a 2900, adesso siamo a 3050, perché comunque devo dire che questo governo qua ha tenuto a bada il debito, gli interessi sul debito, addirittura appunto viene accusato di essere, tra virgolette, troppo austero, no? Di rispettare troppo i vincoli di finanza pubblica imposti da Bruxelles, però questo intanto ti ha permesso di pagare meno di interessi e avere magari qualche risorsa in più per tagliare l'IRPEF. Ricordo che tagliare l'IRPEF non è una roba secondaria, perché comunque sono state misure strutturali. Più o meno in 3-4 anni parliamo di 45 miliardi in meno di IRPEF per chi paga l'IRPEF, ovviamente. Certo, non diciamo i poveri, gli indigenti, sì, ma quelli hanno una no tax area, quindi già quelli non pagano l'IRPEF. Qua si parla di ceto medio-basso, medio in questo caso, come è successo nell'ultima finanziaria, dove ti vengono in tasca più o meno 100 euro in più. Non è che sia chissà chi, per carità, però almeno qualcosa è. Ma ripeto, se noi avessimo l'autonomia differenziata e una responsabilizzazione della spesa pubblica, avremmo, come dicevo prima, una spending review efficiente e naturale, che ci porterebbe cosa? Ad avere più risorse per intervenire in favore di dare più servizi, più qualitativamente anche interessanti servizi ai cittadini, e nello stesso tempo magari dare €1 in meno di tasse ai cittadini stessi, alle famiglie. Le preintese vanno in questa direzione, non di creare cittadini in serie A e serie B, che già esistono, ma di migliorare i servizi ai cittadini che vivono in quelle regioni lì, ma anche a quelli che non vivono in quelle regioni lì, perché sappiamo benissimo che esiste un turismo sanitario in Italia che spinge, purtroppamente, come si dice, purtroppamente spinge cittadini che abitano magari al sud ad andare a curarsi al nord, e nessuno gli ferma, ovviamente, ci mancherebbe altro, mica siamo con le repubbliche marinare o le signorie o i granducati. Detto ciò, però, almeno lasciate allora che una regione possa migliorare l'efficienza. Efficienza in che senso? Perché uno dei punti sono tariffe diverse da quelle nazionali, cioè la prima funzione riguarda appunto la definizione di tariffe di rimborso. Lombardia, Veneto e Liguria potranno pagare di più gli ospedali e le cliniche convenzionate rispetto agli standard nazionali. Questo perché? Anche perché chiaramente puoi smaltire le liste d'attesa. Se tu puoi affidarti a una clinica privata per determinati servizi da offrire a un cittadino, è ovvio che avrai meno code agli sportelli, al CUP, al ticket, a questi posti qua. Un'altra roba interessante è la gestione autonoma degli investimenti. Se io regione, facciamo un'ipotesi, Lombardia, ho €2, no, per migliorare l'edilizia sanitaria, la tecnologia sanitaria, perché non posso spenderli? Perché devo chiedere sempre a Roma al ministro Schillaci, che non è tutto Schillaci, ahimè, grande, indimenticabile eroe d'Italia 90, perché non puoi sospendere in autonomia e devo sempre chiedere a altri che mi diano €2 per sistemare l'ala dell'ospedale o che ne so io. Anche perché l'obiettivo qua è proprio la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere e una maggiore, chiaramente, flessibilità nell'utilizzo delle risorse. Altro punto fondamentale, terza funzione, riguarda l'istituzione e la gestione dei fondi sanitari integrativi. In sostanza, le regioni potranno istituire e gestire fondi sanitari interamente integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, riferibili chiaramente alle prestazioni che vanno al di là dei LEA vigenti. Ecco, questo qua è un punto contestato soprattutto da, appunto, principalmente dai governatori del centro-sud, quasi tutti a guida centro-sinistra, perché dicono ma daranno un servizio migliore ai cittadini di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. E dico io, e perché non possono darlo? No, perché se io ho €1, perché non posso darlo a aiutare un cittadino? Primo. Secondo, se un cittadino da Napoli viene a curarsi a Milano diranno no, non te lo do a te. Ricordiamo invece che è stata la regione Emilia-Romagna, guidata dal centro-sinistra, a siglare un accordo con la regione Calabria affinché i cittadini calabresi non vengano a curarsi in massa in Emilia-Romagna, ma soltanto per robe gravi. Cioè, su quello non si è intervenuto, nessuno ha detto bah. Cioè, una roba che, come dire, era come se avessero messo i cartelli, cioè, non vi vogliamo. Cioè, la regione Emilia-Romagna ha fatto 2 provvedimenti. Uno, ha aumentato il ticket per i cittadini dell'Emilia-Romagna. Uno.
sanitario, no? Ticket sanitario, e ha siglato un accordo con la Calabria per dire: non venite qua se dovete sistemarvi per robe, diciamo, non so, per ricoverarvi in maniera normale, venite solo per robe gravi. Cioè, ragazzi, perché ha detto non possiamo sostenere tutti. Porca miseria, cioè, questa è una limitazione della libertà di circolazione all'interno del territorio nazionale, tra l'altro una roba simile incostituzionale, perché la sanità sarebbe universale, quindi in teoria nessuno può bloccare nessun altro, no? Ora, se Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte vogliono offrire dei servizi sanitari ulteriori rispetto a quelli protocollari del Ministero della Salute, perché non possono farlo? Anche perché, ripeto, uno della Calabria comunque potrà venire in Lombardia e curarsi con servizi ulteriori che non sono presenti in Calabria. Terzo punto, famoso grande punto, l'assunzione di personale sanitario. Quarto punto, scusate. Questo qua permette ovviamente alle 4 regioni che ne fanno richiesta di poter pagare di più infermieri, medici, tenere personale sanitario in pensione, rimanerlo lì, dargli 2 euro in più rispetto al quadro nazionale. Uno dice: ma così si crea, spacca la sanità. No, non è che si spacca la sanità, si crea una sanità migliore. Sveglia, c'è la guerra, c'è di tutto, benissimo, ma c'è l'autonomia. Autonomia vuol dire, e lo ripetiamo fino alla noia, servizi migliori ai cittadini, ma soprattutto servizi più vicini ai cittadini e meno spesa pubblica, meno sprechi. Se non si vuol capire, vuol dire che si è nemici non solo dell'efficienza e della buona amministrazione, ma si è nemici della Costituzione. E diciamolo, no? Dai. Ci sentiamo la prossima settimana. Da Giuliano Zulin, qui da Radio Libertà, come sempre, buona autonomia a tutti. Ciao. Avete ascoltato Regioniamoci Sopra.